Tempus fugit, il tempo fugge via. Quello che resta invece è la determinazione dei residenti di San Lazzaro e di tantissimi bassanesi nel difendere il verde e dire di no al cemento. Noi continuiamo ad affermare che San Lazzaro è la porta di apertura verso una trombosi totale di cemento attorno alla Pedemontana. Dobbiamo essere consapevoli proprio che quello che ha creato la Pedemontana può essere proprio una scusa collegata alle deroghe della regione per creare un corridoio logistico e basta, quindi una metastasi di tutto il territorio per 100 chilometri. Cosa viene chiesto all'amministrazione e alla politica? La politica dovrebbe difendere il bene comune. Bisogna ricordarci che nella nostra Costituzione proprio recentemente l'articolo 9 ha introdotto un concetto che non c'era da nessun'altra parte, che è quello delle generazioni future, l'interesse delle generazioni future. Quindi il dovere della politica e dell'amministrazione assieme alla partecipazione dei cittadini è sempre quello di pensare al bene comune come l'interesse supremo. Il compito che ci siamo presi come area è quello di resistere a qualsiasi attacco possa avvenire al patrimonio che ancora rimane nel nostro territorio. Non alzeremo la bandiera bianca.